Una coppiata di eventi per vivere la magia del Cansiglio in tutto il mese di giugno. Si parte il fine settimana dal 6 all'8 giugno con la prima edizione a nord-est della Fiera Boster, principale evento italiano outdoor dedicato al settore boschivo, che segna la nascita di un nuovo progetto fieristico per il settore delle filiere del legno, in quello che è passato alla storia come il Bosco da Reme della Serenissima. A Piana del Cansiglio saranno 77 i marchi aziendali in esposizione a testimoniare come questo settore lavori per creare valore aggiunto per il territorio, curando e mantenendo il bosco. Una delle manifestazioni che si uniscono alla valorizzazione del territorio montano, non c'è niente che sia sfilacciato rispetto a tutto quello che avverrà. Boster è un evento che vede tutta la filiera del legno veneto in primo piano in tutte le sue manifestazioni, sia produttive, di trasformazione, di commercializzazione e anche con esempi di costruzioni in legno. Non vogliamo tornare al passato, però ricordare che la materia prima legno è sempre stata importantissima per la Serenissima, diventa un fattore economico in questi anni anche per gli operatori del 2014. Credo che sia un evento importante che si ripeterà nel tempo. Domenica 8 giugno poi la Fiera Boster passerà il testimone ad un altro evento, il Trofeo CONI Festival dei Giovani, ovvero le mini Olimpiadi regionali che fino al 29 giugno porteranno sull'altopiano migliaia di ragazzi dai 10 ai 14 anni provenienti da tutto il nord-est. Un progetto di rilancio del paesaggio del Cansiglio come ambiente deputato alla pratica sportiva con un testimonial d'eccezione, quale il pluricampione olimpico di canottaggio Rossano Galtarossa. Abbiamo colto l'occasione del trofeo CONI, che è una gara internazionale per i giovani under 14, per portarli tutti sul Cansiglio in 36 specialità sportive, discipline sportive, visto che abbiamo anche il lago, ci sarà il canottaggio, la motonautica, la vela, e mentre sull'altopiano porteremo tiro con l'arco, il baseball, il tennis tavolo e i grandi sport come il calcio, pallavolo, pallacanestro, che sono riconosciuti, però a noi interessa che venga conosciuto questo grande movimento sportivo. È chiaro poi che più si allarga la base, più probabilità possono esserci perché qualcuno di questi giovani poi si appassioni e un domani magari scelga di fare anche dell'agonismo. Io sono arrivato a fare 6 Olimpiadi, ma non è indispensabile che poi ci sia anche questo step. È importante che sempre più ragazzi e ragazze facciano dello sport.